Operazione della Guardia di Finanza legata al fallimento di Torre Macauda. 6 le misure cautelari. Alessandro Dagnino è il nuovo assessore regionale all'economia. Selezioni regionali del concorso Miss Italia in provincia di Agrigento. L'estate a Siculiana, pronto il nuovo anfiteatro di Montevago. Visita istituzionale del prefetto di Agrigento ad Alessandria della Rocca. A conclusione del telegiornale un'ampia pagina con le interviste. Bentrovati da TVA Notizie. In apertura l'operazione della Guardia di Finanza di Palermo che riguarda il fallimento di Torre Macauda. Arturo Cantella. Operazione della Guardia di Finanza di Palermo su società immobiliari che interessa Torre Macauda, le 6 le interdizioni in sequestro per beni per 30 milioni. La misura cautelare interdittiva che dispone il divieto di esercitare l'attività imprenditoriale e professionale, ovvero quella di ricoprire gli uffici direttivi di persone giuridiche o imprese, è stata notificata dai finanzieri del nucleo della Polizia Economico-Finanziaria di Palermo e della Guardia di Finanza della compagnia di Sciacca ai 6 indagati. I reati ipotizzati a vario titolo sono quelli di associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio, corruzione e tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Con lo stesso provvedimento il GIP ha disposto il sequestro di beni complessivi per complessivi 30 milioni circa di euro tra disponibilità finanziarie, 3 società del settore immobiliare, 2 delle quali proprietarie della struttura turistico-alberghiera Torre Macauda di Sciacca nella nostra provincia. Le indagini della Guardia di Finanza hanno così accertato operazioni finanziarie finalizzate alla distrazione di ingenti disponibilità delle società che nel tempo avevano detenuto la proprietà del complesso alberghiero, sia a causarne il dissesto e quindi il successivo fallimento. Secondo l'accusa, con un articolato schema di riciclaggio che sarebbe stato concordato tra gli imprenditori indagati, i dirigenti e i consulenti di un istituto bancario nazionale, gli indagati avrebbero riacquisito la stessa struttura ricettiva che nel frattempo era stata messa in vendita mediante un'asta fallimentare. In una prima fase sarebbe stato acquisito un credito per circa 30 milioni di euro vantato dalla banca nei confronti del gruppo imprenditoriale proprietario del complesso turistico a fronte di un pagamento di soli 4 milioni di euro utilizzando fondi sottratti alla società fallita. In una seconda fase la struttura ricettiva sarebbe stata riacquistata in sede di asta esecutiva a fronte di un'offerta di 8 milioni di euro che il soggetto giuridico aggiudicatario, sempre riconducibile allo stesso gruppo imprenditoriale, non avrebbe interamente pagato alla banca. In quest'ultimo caso, ritiene la Procura, sarebbe stato determinante il ruolo di importanti dirigenti bancari che avrebbero falsamente attestato l'avvenuto pagamento nella dichiarazione di quietanza necessaria all'emissione da parte del giudice all'esecuzione del decreto di trasferimento del complesso turistico, ricordiamo, di Torre Macauda a Sciacca. Alessandro Dagnino è il nuovo assessore regionale all'economia. Margherita Trupiano. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha nominato l'avvocato Alessandro Dagnino nuovo assessore all'economia. Dagnino, che prende il posto dell'europarlamentare Marco Falcone, ieri ha già rassegnato le dimissioni da componente del Consiglio Camerale della Camera di Commercio di Palermo Enna e da vicepresidente di Confcommercio Palermo. Il neoassessore giurerà davanti all'Assemblea regionale siciliana nei prossimi giorni. Ha dimostrato competenza, passione e una costante attenzione alle esigenze dei cittadini siciliani. Sono certo che saprà portare lo stesso spirito di servizio e la stessa professionalità anche nel suo nuovo ruolo a Bruxelles. Sono state queste le parole di saluto che il governatore Schifani ha rivolto a Marco Falcone, salutandolo proprio dopo la scelta di quest'ultimo di optare per il Parlamento europeo.
Il designato, Alessandro Dagnino, ha 48 anni, è coniugato, padre di 2 figli, avvocato cassazionista, docente di diritto tributario dell'impresa e del terzo settore all'Università degli Studi LUMSA e svolge attività di consulenza in materia fiscale in favore di società italiane, gruppi multinazionali, istituti finanziari e clienti privati. Forbes lo ha inserito nell'elenco dei 100 Italian Legal Leaders. Vincenzo Costa, medico veterinario dell'ASP di Agrigento, si è dimesso dalla carica di presidente del Consiglio Comunale di Ribera. Il servizio. Vincenzo Costa, medico veterinario dell'ASP di Agrigento, il cui nome è finito nell'indagine della DDA di Palermo su mafia e infiltrazioni negli appalti pubblici nel territorio di Sciacca, si è dimesso dalla carica di presidente del Consiglio Comunale di Ribera. Dopo il sindaco Ruvolo, ieri anche 12 suoi colleghi consiglieri comunali avevano invitato Costa a lasciare la sua carica. Sento, ha dichiarato Costa, che è già stato anticipato un sostanziale giudizio di colpevolezza nei miei confronti, eppure io non ho ancora ricevuto nemmeno un avviso di garanzia. A coloro che ne hanno chiesto le dimissioni, Costa replica, si sono esposti pubblicamente solo contro di me, mentre sono rimasti silenziosi sul dilagante consumo di stupefacenti nella nostra città, sui proiettili abbandonati da ignoti, nei pressi degli uffici giudiziari di Sciacca, sulle intimidazioni agli amministratori dei comuni vicini, e così via. Costa rimane in carica come consigliere comunale, ruolo che eserciterà da indipendente, avendo deciso nei giorni scorsi di autosospendersi da Forza Italia, decisione per la quale la coordinatrice provinciale del partito Margherita La Rocca Ruvolo ha manifestato il suo apprezzamento. Giallo sul numero di matricola della pistola di Matteo Messina Denaro. Vediamo. L'ultimo giallo è servito, le indagini erano ferme alla pistola trovata nel box che Giuseppe Di Giorgi avrebbe messo a disposizione di Matteo Messina Denaro in via Castelvetrano a Mazzara del Vallo. Il successivo aggiornamento è però inquietante, la matricola è stata clonata, l'arma marca Walter avrebbe lo stesso numero di una pistola regolarmente detenuta da un carabiniere in servizio alla DIA di Trapani. Si tratta di un investigatore di quelli impegnati in prima linea delle indagini antimafia. Avrebbe anche dato caccia al latitante, rimasto sbalordito quando però lo ha scoperto. 2 pistole, insomma, 2 matricole identiche. Si è aperto così un nuovo fronte nelle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Nessuno crede nella casualità. Serviva il numero di matricola di una pistola uguale per pulire l'arma trovata nel garage. Non importava, insomma, che appartenesse ad un membro delle forze dell'ordine o al contrario l'azzardo avrebbe reso la copertura più credibile in caso di controlli. Il lavoro, insomma, è stato fatto, come quello già riscontrato nella pistola trovata nel covo di via CB31 in Campobello di Mazzara. A quest'arma voi non potete risalire, perché è stata fatta bene la punzonatura. 20 anni fa me l'hanno portata dall'estero, dal Belgio. La mia vita non è che è stata sedentaria, è stata una vita molto avventurosa, molto movimentata, aveva detto il padrino durante il suo interrogatorio. Anche la Walter trovata nel box risale a qualche anno fa, ma è più recente. Un nuovo mistero in pieno stile Matteo Messina Denaro, che trascorreva la sua latitanza fra Campobello di Mazzara e Mazzara del Vallo, dove nei giorni scorsi i poliziotti dello SCO e i carabinieri della Rosse sono andati a perquisire un residence. Il 31 ottobre 2022 il capo mafia, poi morto di tumore, vi ha fatto ingresso assieme a Lorena Lancieri, una delle pedine della rete di Fedelissimi, per restarci ben 2 ore. Si vedeva infatti giungere alle 16:30 la Giulietta del boss, sostare per 20 minuti in attesa dell'arrivo della Fiat 500 della donna. Poi hanno ripreso la marcia insieme in direzione del civico 45C di via Castelvetrano. Il fermo di Giorgi non è stato convalidato, ma è stata emessa una ordinanza di custodia cautelare in carcere per il favoreggiamento aggravato e la detenzione della pistola con 50 proiettili nascosta.
nella cabina armadio della camera da letto. Agli investigatori l'uomo, che incensurato ha però raccontato di averla trovata per strada, di averla poi portata a casa. In queste ore in tutta Italia si sta discutendo della sentenza della Cassazione dopo la condanna all'ergastolo di Antonio De Pace, che aveva ucciso Lorena 40, la sua fidanzata, a Messina in piena pandemia. Fa rabbia che non ci possa essere una condanna per chi ha ucciso barbaramente una ragazza promettente, una ragazza che si è quasi laureata in medicina e che aveva come sogno nel cassetto quello di fare la pediatra, e sicuramente questo suo sogno si sarebbe realizzato visto le capacità che aveva dimostrato nei 5 anni di studio presso l'Università di Messina. Ricordo ancora la mattina di questo terribile femminicidio, quando allora ero delegato del rettore alla comunicazione e fui io a ricevere la telefonata di alcuni giornalisti nazionali che ci chiedevano informazione, che ci chiedevano il recapito del relatore di tesi di Lorena. Bene, la Cassazione ha deciso che bisognava in qualche modo osservare il contesto in cui questo femminicidio è nato. I giudici di merito non avrebbero verificato se la specificità del contesto in cui è stato commesso il crimine, il primo periodo della pandemia e la difficoltà di porvi rimedio, costituisca un fattore che abbia condizionato la misura della responsabilità penale. Io credo che in questo momento le parole della madre di Lorena ci facciano comprendere quale può essere lo stato d'animo dei 2 genitori, che ho avuto l'onore e il privilegio di conoscere, 2 persone molto semplici, 2 persone meravigliose, che hanno detto: nostra figlia è stata uccisa una seconda volta. Ed è questo un po' quello che i genitori hanno detto e che buona parte dell'opinione pubblica pensa. C'è anche lo sdegno di tutto il mondo politico, del mondo dell'associazionismo che si occupa di violenza sulle donne. Quindi tutti siamo attoniti, tutti cerchiamo un segnale da parte delle autorità più alte dello Stato per capire se ci possa essere giustizia per la povera Lorena. Presentato alla stampa il premio letterario Scala dei Turchi, in programma a Real Monte il 24 agosto. Sì, noi ci siamo, per Pascal ci saremo sempre, siamo alla 3ª edizione del premio letterario Scala dei Turchi di Nina Russello. Questo premio letterario è identità per noi, è identità perché viene pensato e proposto da un cittadino realmontino che seppur andato in Francia ha girato il mondo e gira tutt'oggi il mondo, e ci porta qua a Real Monte la sua storia, il suo bagaglio, e ci porta soprattutto, ci conferma, sottolinea la nostra identità. Ogni anno Pascal ha dato prova della sua qualità di attività fatte di assoluto pregio, ha un team qualificatissimo. Stamattina c'è parte del team presente che io ringrazio sempre perché insomma noi lo sappiamo, da soli non si va da nessuna parte, la squadra vince se la squadra è fatta di persone che hanno grandissima competenza e professionalità, e così riesce a fare una 3ª edizione avendo alle spalle insomma delle edizioni che sono state fiore all'occhiello non solo per Real Monte, ma per l'intera provincia di Agrigento, e non solo, mi spingo oltre, direi per la regione siciliana. Siamo quindi alla 3ª edizione, quest'anno nell'ottica di Carricacina greca e quindi di identità abbiamo pensato a valorizzare la piazza di Real Monte Carricacina con appunto queste attività che ne sottolineano non solo
la evocazione turistica e paesaggistica, ma anche quella di crescita culturale, che noi sappiamo essere anche crescita di conseguenza socio-economica, perché crea un indotto. Cosa dire quindi? Grazie Pascal, io ringrazio veramente tutto il team, il comune di Realmonte c'è, il comune di Realmonte città della Scala dei Turchi ci sarà sempre per i nostri grandi artisti. Questa mattina facciamo la conferenza stampa del premio letterario Dina Russiello. L'Associazione Culturale Casa del Libro Pascale Schembri Realmonte ha programmato la terza edizione del premio letterario Scala dei Turchi Dina Russiello per sabato 24 agosto. Per quell'occasione la Commissione ha selezionato 14 opere letterarie tra quelle pervenute nel corso di quest'anno. In particolare saranno assegnati i seguenti premi: 5 premi a scrittori affermati, 5 premi emergenti, 4 premi per la poesia. Inoltre saranno assegnati 2 premi alla carriera, a personalità del mondo della cultura e un premio d'onore all'attore Nino Bellomo per il suo 102esimo compleanno, oltre ad altri riconoscimenti a personalità istituzionale e dell'arte e 2 premi alla memoria. Per la prima volta la Casa del Libro ha voluto premiare la giovanissima poetessa Zahira Ben Joseph pubblicando il libro Il respiro dell'anima. Come nelle precedenti edizioni del premio letterario, siamo certi anche quest'anno di ospitare ancora un selezionato pubblico di appassionati. Grazie e arrivederci alle ore 19 del 24 agosto 2024 nella piazza Umberto I di Realmonte. Dopo l'approvazione da parte della Giunta, partono a Palma di Montecaro i progetti PUC per migliorare la città, il servizio di Margherita Trupiano. L'assessore ai servizi sociali di Palma di Montechiaro, Antonella Lovasco, ha comunicato che la giunta municipale guidata dal sindaco Castellino anche quest'anno ha approvato i progetti di utilità collettiva rivolti a persone che beneficiano dell'assegno di inclusione e del supporto di formazione e lavoro. I PUC approvati dalla giunta, predisposti dal distretto sociosanitario di 5 Licata Palma di Montechiaro, permetteranno ai percettori dell'assegno di inclusione e del supporto di formazione e lavoro di prestare la propria opera negli ambiti ambientale e tutela dei beni comuni al servizio della comunità, acquisendo nuove conoscenze mediante esperienze formative sul campo, con l'obiettivo di migliorare il livello di vivibilità dell'intera comunità e sviluppando una cultura rispettosa della cura della cosa pubblica. I progetti approvati sono a servizio di Palma 2, prevede il miglioramento del decoro delle aree verdi attraverso attività che rendano più accoglienti e ospitali gli spazi urbani e gli immobili comunali, con 20 unità previste. Edifichiamo Palma 2, che guarderà alla riqualificazione e alla manutenzione di arredo urbano, aree verdi ed edifici comunali, con altre 20 unità che lavoreranno. Per un comune pulito 2 si occuperà della pulizia e la custodia degli uffici comunali, ancora 20 unità saranno al lavoro. Grazie a questi progetti, afferma l'assessore Lovasco, saranno coinvolte 60 unità con un impegno orario di 16 ore settimanali da svilupparsi su più giorni a settimana per un totale di 11 mesi. Pronto per l'inaugurazione il nuovo anfiteatro comunale di Montevago, il servizio. Montevago, pronto il nuovo anfiteatro comunale dopo il restyling, inaugurazione il 26 luglio. La riqualificazione dello spazio teatrale in Piazza della Repubblica è stata resa possibile da un finanziamento dell'assessorato regionale ai beni culturali dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 14-20. L'intervento, da oltre 200.000 euro, era stato proposto dal Comune di Montevago nell'ambito del bando per la ristrutturazione, il restauro, l'innovazione tecnologica, la messa a norma e il ripristino dell'agibilità e della fruibilità di sedi dello spettacolo di proprietà pubblica e privata. In particolare, si è proceduto con la riqualificazione dell'anfiteatro comunale,
che ha una capienza di 620 posti, con la ristrutturazione della copertura, della facciata, dei servizi igienici e anche con interventi per garantire l'accessibilità ai diversamente abili e per il risparmio energetico. L'anfiteatro è stato dotato di pannelli fonoassorbenti e poltrone acustiche innovative. Venerdì prossimo, dopo l'inaugurazione prevista alle ore 20:30, il sipario si alzerà alle 21, con il musical La Giara, a cura del Teatro Stabile Nisseno, il primo spettacolo della prestigiosa rassegna Teatri di Pietra, che successivamente andrà in scena nella suggestiva location della vecchia chiesa madre tra i ruderi del sisma del 68. Sono davvero contenta che quest'altro progetto sia andato in porto, come gli altri interventi importanti che abbiamo realizzato in questi anni per la riqualificazione degli spazi pubblici e il miglioramento del decoro urbano, dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo. Grazie alla tenacia e all'impegno dell'amministrazione comunale che ho l'onore di guidare e alla professionalità dei nostri dirigenti e dipendenti comunali, aggiunge, un piccolo comune come il nostro, in questi anni, è riuscito a ottenere finanziamenti per oltre 20 milioni di euro. Il nostro impegno continuerà in questa direzione. Altri progetti sono ancora in cantiere con i fondi del PNRR. Entra nel vivo l'estate a Siculiana. Ieri l'esibizione di Giovanni Cacioppo. Davide Sardo. Sindaco, entra nel vivo l'estate a Siculiana, tanti gli eventi fino a fine agosto. Ancora una volta, ancora per il quarto anno, estate mediterranea, Siculiana diventa un palcoscenico a cielo aperto tra il Borgo Marinaro di Siculiana Marina e Piazza Umberto I, uno scenario che accoglie residenti e turisti e sono delle serate ricche e molto variegate, si va dal cabaret alla musica, al teatro, appunto per consentire a tutti di poter partecipare. Ci tengo a dire che è un'estate che comunque tiene conto della solidarietà. Quest'anno abbiamo introdotto altri servizi, ad esempio la ludoteca sotto le stelle a Siculiana Marina per la sera, per le serate, per consentire alle famiglie di trascorrere in serenità, anche vivere appieno tutti gli avvenimenti, oppure gli anziani in prima fila, perché come ogni anno anche quest'anno c'è un servizio per il trasporto dei nostri anziani e perché spetta a loro appunto la prima fila per tutti gli eventi. E poi c'è anche un'estate solidale in spiaggia che riguarda invece le persone con disabilità. Spiaggia di Siculiana Marina è sempre più accogliente, con gli animatori, con gli assistenti, per far vivere appunto la spiaggia, il mare a tutti. Quindi è un'estate mediterranea che tiene conto di tutti gli aspetti e soprattutto un'estate mediterranea che si pone al centro di un panorama che noi stiamo portando avanti e promuovendo per un turismo di qualità, i servizi navetta e tante altre cose che consentono a chi abita qui, ma a chi viene anche per trascorrere le vacanze, un periodo a Siculiana, di poter trovare sempre più servizi e quindi un'accoglienza sempre come dire, più di qualità. Inoltre le serate al giardino con Caos Festival, turismo delle radici, il corteo storico, quindi tanti appuntamenti, diversi appuntamenti, e poi il Borgo Marinaro ogni sera col mercato di Calat dalle 21 alle 24. Inoltre i nostri luoghi di interesse culturale sono aperti, il weekend arte appunto dalle 21 alle 24 tutti i fine settimana, quindi è un'offerta a 360 gradi, ci avviamo a vivere appieno questa nuova stagione e quindi vi aspettiamo a Siculiana. Anche quest'anno l'amministrazione comunale di Siculiana ha messo a punto un cartellone ricco di appuntamenti che vanno a coinvolgere bambini, adolescenti, giovani e meno giovani. Basta citare la ludoteca sul mare che abbiamo messo a punto a Siculiana Marina per accogliere bambini dai 3 ai 10 anni, ai vari appuntamenti che si susseguiranno in quest'estate per appunto coinvolgere i giovani come Radio Time, DJ Set e quelli anche meno giovani, per i meno giovani. Basta citare gli anziani in prima fila che verranno ad essere i protagonisti dei vari appuntamenti culturali di teatro, di batteristi sotto le stelle, insomma un cartellone ricco di eventi per tutti i gusti e per tutte le età. Siculiana, un paese, una città piena di turisti.
Sì, esatto, per i turisti, infatti anche i turisti sono il nostro punto di forza, tant'è che abbiamo messo a punto anche per il secondo anno consecutivo la navetta che accompagna i turisti ma anche i locali da Siculiana al Borgo Marinaro di Siculiana Marina. Insomma, questo per incentivare le presenze ancora più numerose nel nostro comune. Dopo il successo dei Borghi dei Tesori Festa si ripete l'esperienza. Palazzo Agnello, il Santuario del Santissimo Crocifisso, il percorso dello Sposalizio Benedetto e il Museo Mete sono nuovamente visitabili. Per tutti i weekend, dal 19 luglio al 25 agosto, ospiti, visitatori, semplici curiosi sono invitati a venire a scoprire le nostre gemme preziose del centro storico. Ci saranno delle guide esperte ad accogliervi, a mostrarvi le nostre bellezze. Vi aspettiamo. E questa sera alle 21:30 in piazza Kennedy a Porto Empedocle si svolgerà il 6° premio Vigata Andrea Camilleri con la commedia Avilanza di Nino Martoglio e Luigi Pirantello. Visita della Commissione parlamentare ecomafie alla discarica di Mazzarrà Sant'Andrea in provincia di Messina. È terminata con la visita alla discarica di Mazzarrà Sant'Andrea nel Messinese la missione in Sicilia di una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari, presieduta dal deputato Jacopo Morrone. La delegazione, di cui hanno fatto parte, oltre al presidente Morrone, il senatore Pietro Lorefice e gli onorevoli Eliana Longi, Maria Stefania Marino e Calogero Pisano, avevano già effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo al polo impiantistico di Bellolampo in provincia di Palermo. Sono rimasto impressionato dalla situazione osservata nella discarica di Mazzarrà Sant'Andrea, ha commentato Morrone, che appare come una vera e propria emergenza che si trascina da troppo tempo, su cui accendere i riflettori. Come commissione ci attiveremo al più presto con audizioni per capire l'eventuale pericolosità per la salute dei residenti derivanti anche dai roghi che divampano con troppa frequenza, l'ultimo dei quali scoppiato nel pomeriggio del 25 giugno scorso e che, pur sedato dalla preziosa attività dei vigili del fuoco, continua a preoccupare. Mi attiverò anche nei confronti del presidente della regione siciliana Renato Schifani, nominato quest'anno commissario straordinario per il completamento della rete impiantistica integrata del sistema di gestione dei rifiuti, che ha ereditato dal passato un quadro purtroppo critico. Mi sono infine messo in contatto immediatamente con il Ministero dell'Ambiente, dove oggi pomeriggio si sarebbe dovuto svolgere un incontro tra il ministro Gilberto Pichetto Fratin e i sindaci dei comuni interessati dalle ricadute ambientali provocate dalla discarica. Le selezioni regionali del concorso Miss Italia, sostenute da Ego Green del presidente Marcello Giavarini, si terranno a Canicattì Licata e San Biagio Platani. Il servizio. Ego Green sostiene le selezioni regionali del concorso Miss Italia in Sicilia, 2024. Ego Green è orgogliosa di annunciare il patrocinio pubblicitario delle selezioni regionali dell'85° concorso nazionale Miss Italia in Sicilia 2024. L'azienda sarà presente a 3 importanti tappe: il 26 luglio a Canicattì, il 1 di agosto a Licata e il 7 di agosto a San Biagio Platani. Questo patrocinio rappresenta un'opportunità per Ego Green di sostenere un evento che celebra la bellezza e il talento locali, ha dichiarato Marcello Giavarini, presidente di Ego Green. Siamo entusiasti di partecipare a queste manifestazioni e di contribuire alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze. Il supporto di Ego Green per queste tappe del concorso Miss Italia riflette il nostro impegno verso il territorio e la comunità. Continua sostenendo iniziative che promuovono cultura e eccellenza locale. L'azienda invita tutti i residenti di Canicattì, Licata, San Biagio Platani e dintorni a partecipare alle selezioni regionali del concorso Miss Italia e celebrare il talento e la bellezza della Sicilia. Per rimanere sempre aggiornati sulle future attività di Ego Green è possibile consultare il sito web all'indirizzo www.egogreen.it e le pagine social.
Pausa per la pubblicità, linea alla regia, torniamo tra poco. Un festival sui film di animazione. Vediamo di che si tratta. Un concerto dedicato alle opere cinematografiche di un regista bulgaro, Theodor Rushev, dal titolo Sonambulo. Quando avviene un incontro che non è ancora avvenuto, perché non ci conosciamo personalmente, ho visto queste immagini, questo video che aveva un suo audio, per cui non ho voluto lasciarmi incondizionare, e quindi è stato svuotato il suo audio viene ricreato sul momento. Ho improntato tutto sull'improvvisazione, cioè sulla composizione estemporanea. Sì, ci sono dei brani che mi porto dietro un po' come degli effetti personali da anni, anche ripensati. C'è una storia antica anche legata al mio strumento, ma anche lo stesso video traspare appunto anche dalle immagini, e quindi andrà avanti per in qualche modo improntando un rapporto diciamo di empatia istantaneo. C'è un altro omaggio che voglio fare per questo concerto, ed è un altro artista grandioso, grandissimo, scomparso alcuni giorni fa, Bill Viola, che è stato un visionario incredibile, che ho avuto modo di conoscere a New York. Quindi in qualche modo questo rapporto con le immagini, che è fortissimo, e non è raro che un musicista le affronti, insomma forse improntato sull'improvvisazione, secondo me è la strada più adatta. Bagheria è una terra di grandi artisti legati al mondo del cinema, della pittura, pensiamo a Gottuso, a Tornatore, ma a tanti altri, il poeta Ignazio Buttitta. C'è qualcosa che la lega a questa città? L'infanzia. Si veniva in villeggiatura con i miei, che avevano là, tuttora c'è questa casa in campagna qua vicino, e quindi ho respirato la cultura e in qualche modo tanti aspetti di questa città, di questa cittadina bella, forte e con una storia importante fin da quando ero piccolo. E quindi ogni tanto ritrovarsi qui, insomma, è un'esperienza. Più di 50 film in competizione, un centinaio di film che verranno visti durante questa settimana di festival. Quest'anno abbiamo 7 giorni di festival, quindi veramente si è allungata anche la cosa per la 10ª edizione. La qualità delle cose che abbiamo selezionato è eccellente, anche perché sono arrivati quasi 2000 film per essere selezionati, ne abbiamo selezionati 50, quindi è chiaro che la selezione... I film sono arrivati da tutto il mondo? Da tutto il mondo, quasi nessun paese escluso. Diciamo che per assurdo uno dei luoghi più esotici è anche l'Africa del Nord, perché non è molto usa all'animazione, se non quella di tipo diciamo più commerciale, per cui si sono sviluppate un po' di cose anche nell'Africa del Nord, però avere un film tunisino, avere un film iraniano, avere un film di Singapore o coreano non è una cosa così usuale. L'area dello Stretto di Messina candidata a patrimonio dell'umanità. C'è un aspetto che tutti sottovalutano, che un'opera come quella del Ponte sullo Stretto distruggerebbe una delle zone più belle, affascinanti ed evocative e mitiche della nostra Sicilia. Lo Stretto di Messina, Scilla e Cariddi, Colapesce, la pesca del pesce spada, questo luogo raccoglie tantissima bellezza. Ecco perché invece di fare il ponte noi pensiamo che questo luogo deve diventare patrimonio dell'umanità, riconosciuto dall'UNESCO. Siamo qui davanti allo Stretto con la Goletta Verde per ribadire il nostro sì alle grandi opere, ma quelle utili alle persone, all'ambiente, il raddoppio dei binari per i pendolari, l'aumento delle corse per le persone che viaggiano dentro le regioni del sud Italia, che sono indietro rispetto allo standard europeo e nazionale di frequenza di viaggio, e non servono invece le opere come il Ponte sullo Stretto, che divora enormi risorse economiche, divora la bellezza di questo territorio e divora la qualità ambientale di un intero contesto territoriale. Non potevamo chiudere la 7ª tappa della Goletta Verde qui in Sicilia senza ribadire il nostro no al Ponte sullo Stretto, a un'opera così folle, a un'opera che devasterà un territorio e che disunirà invece che unire. Vi lasciamo con un'ampia pagina dedicata
alla visita del prefetto di Agrigento Filippo Romano al comune di Alessandria della Rocca, dove si è recato Arturo Cantella. Grazie per l'attenzione e arrivederci. Oggi la visita istituzionale di eccellenza il prefetto qui presso il comune. Sì, devo dire che ho accolto la notizia in maniera piacevole e favorevole. Tra l'altro io ero stato invitato subito dopo l'insediamento proprio per fare conoscenza con il prefetto, direttamente dalla prefettura, con gli altri sindaci eletti in quel periodo in provincia di Agrigento. Questo non è stato possibile perché ricoprendo la carica di commissario d'esame presso l'Istituto Luigi Pirandello, ho dovuto sostanzialmente posticipare questo incontro. In maniera sorprendente ha chiamato la segretaria del prefetto, ha avuto il piacere di incontrarci direttamente nel nostro comune e questo ci lusinga e oggi sarà un incontro molto importante perché abbiamo pure invitato alcune aziende nel campo agricolo, quindi aziende che producono prodotti tipici e spero che ciò possa dare anche risonanza tramite la vostra emittente. Ecco, lei è sindaco nuovo eletto, qual è la situazione attualmente al comune un po' da un punto di vista generale? Allora, le spiego subito, noi purtroppo dopo l'elezione ci siamo ritrovati senza il segretario comunale, ci siamo ritrovati con un ufficio tecnico smantellato. In che senso? C'era stato un concorso attingendo a una graduatoria del comune di Palma di Montechiaro, giustamente il vincitore del concorso ha voluto rientrare presso il proprio comune, ci siamo trovati senza il capo dell'ufficio tecnico, c'era un'altra figura professionale con l'incarico diretto del 110, col 110, ma è una figura che viene a mancare subito dopo praticamente la decadenza del sindaco. Quindi ci stiamo per ora organizzando per trovare le figure professionali adatte per ricoprire questi ruoli. Senta, quali istanze farete come amministrazione comunale al prefetto? Ma io penso che è importante il controllo del territorio, io penso che oggi la presenza del prefetto rappresenta una meta molto importante perché questo fa connotare una presenza istituzionale dello Stato in un territorio che si trova nell'entroterra agrigentino, dove per venire qui ad Alessandria della Rocca, ma anche nell'Interland, io mi riferisco ai comuni di Bivona, Cianciana, Santo Stefano e San Biagio Platine, si deve spostare di proposito. Noi abbiamo una viabilità purtroppo fatiscente, una viabilità che ci penalizza moltissimo, anche se devo dire che percorrendo la 118 c'è un panorama fantastico e spesso magari le persone che arrivano di fuori e vedono questo tratto così meraviglioso sono affascinate anche del panorama. Quindi, qual è il problema idrico in questo momento, la situazione qui ad Alessandria? Noi qui ad Alessandria stiamo cercando di mitigare al massimo il problema idrico e ora emetteremo un'ordinanza chiudendo anche i bevai pubblici per avere un maggior approvvigionamento nelle vasche centrali. Ci sarà un controllo del territorio anche nelle periferie, nelle utenze che sono praticamente nelle campagne per capire se c'è un uso parsimonioso dell'acqua oppure per altri motivi che sono legati agli usi diciamo civici o residenziali. Abbiamo messo insieme due occasioni importanti, uno l'incontro con la nuova amministrazione che ha vinto le elezioni recentemente tenutesi e si è insediato da poco e l'altro uno dei miei passaggi da me ritenuti fondamentali, cioè la visita a tutti i comuni della provincia. Ci ho messo un po' perché sono 43, quindi grosso modo un anno di tempo se ne va, ma insomma è arrivato giustamente il turno di Alessandria che coincide appunto con questa felice occasione. Alessandria, come altri della zona dei Sicani, purtroppo c'è una viabilità molto difficile e critica. Diciamo che per Alessandria c'è comunque una strada statale che rispetto alla viabilità provinciale assicura un male minore, diciamo così. Certamente è necessaria una manutenzione maggiore, una maggiore attenzione. Ci sono comuni serviti solo da provinciali che a seguito della riforma delle province, col depauperamento del patrimonio dei liberi consorzi, ora liberi consorzi, sono veramente in gravissime difficoltà. Sicuramente anche Alessandria paga un prezzo che è quello della unica viabilità, per cui in caso di interruzioni che in inverno possono essere anche frequenti, il comune rischia di rimanere isolato. Si chiede maggiore sicurezza anche nel controllo del territorio? Proprio ieri abbiamo fatto un comitato ordine e sicurezza pubblica sui comuni di Ravanusa da una parte e Montevago dall'altra, perché il problema è ormai in tutta la provincia.
non è un problema, come dire, legato ai singoli episodi, talvolta sì, per esempio a Montevago c'è stata una recrudescenza di furti negli appartamenti dovuti a quanto si è poi scoperto al passaggio di alcuni gruppi dediti a questo. Lì si sta lavorando abbastanza facilmente, quando la causa è identificabile è più semplice. Più complessi sono i problemi di ordine pubblico relativi invece ai costumi che si vanno purtroppo in questo caso modificando. Mi riferisco specificamente al consumo di droga e alcol fra i minori. È un problema di tutta l'Italia, è un problema che una volta in Sicilia c'era poco, perché si beveva poco, certe sostanze non arrivavano, ma quantomeno nella mia generazione, voglio dire. Oggi il problema invece è uguale quasi a quello che ci può essere a Roma o Milano, nelle grandi città. E di recente l'episodio, ad esempio, di Ravanusa, di cui si è parlato ieri, dell'accoltellamento fra due ragazzine di 15 anni evidentemente alterate dall'alcol durante il carnevale. Episodi simili funestano le occasioni di festa e di divertimento che devono invece vedere unito il popolo in un momento di porto. Ecco. Non possiamo non fare l'ultima domanda, è l'emergenza idrica. Purtroppo anche questo territorio sta soffrendo parecchio anche con le dighe che sono presenti. Sì, purtroppo l'impoverimento delle risorse idriche nelle dighe, nei laghi, mette a rischio anche i comuni montani che una volta erano, diciamo, meno a rischio rispetto a quelli più grandi lungo la costa. Quindi ormai la crisi idrica colpisce tutto il territorio, non soltanto di questa provincia, anche delle province di Caltanissetta ed Enna. Si parla ovviamente di crisi idrica a livello regionale, ma le misure sono molto diverse. Ad Agrigento, peraltro, esiste una turnazione già normale, che è una turnazione appena sufficiente a garantire il riempimento delle riserve che ognuno si è andato costituendo nel corso degli anni. E quindi basta un minimo di scostamento, poi di scostamento invece grande, rispetto all'ordinarietà dei turni e delle quantità, per creare dei problemi enormi alla popolazione. Come voi sapete, questo spero sia chiaro, il prefetto non ha competenze di distribuzione di risorse idriche. Queste spettano alla Regione per il suo ambito regionale e ai comuni messi insieme nell'ATI per quanto riguarda l'ambito provinciale. Ovviamente però sono intervenuto più volte quando il problema è diventato un problema di sicurezza. Quindi per esempio nel caso delle reti del Voltano, che sono state consegnate ad AICA per consentire una migliore distribuzione, fermo restando che la nota vicenda del passaggio delle reti farà poi il suo corso. Questo non è un'accelerazione, è soltanto una disposizione temporanea per il periodo della crisi. E lo stesso si è a dirsi per quanto riguarda l'ordine dato all'Enel di interrompere l'attività della diga San Marco, salvo alcuni periodi in cui viene riaperta per consentire le cosiddette mandate d'acqua verso il socio Verdura. Sì, oggi per noi è un evento particolare, molto importante per la nostra comunità. Il prefetto ci onorerà della sua visita e siamo veramente lieti di accoglierlo. È importante la figura del prefetto come organo sovracomunale di garanzia per le nostre, diciamo, istituzioni. Il prefetto sarà sicuramente felice di vedere quelle che sono queste piccole realtà comunali, che sono delle realtà che hanno subito profondamente gli effetti di alcune problematiche. Mi riferisco per esempio alla problematica dello spopolamento, sono però anche belle realtà agricole. Oggi il prefetto sicuramente avrà modo di constatare come ancora sono presenti alcune aziende agricole che noi con la nostra amministrazione cercheremo sicuramente di valorizzare. Sono anche le nostre delle comunità che sono preservate da alcune problematiche che affliggono invece tanti altri centri di medie e grandi dimensioni, come per esempio il discorso, diciamo, della violenza, della delinquenza, della criminalità in genere. Quindi di contro sono comunità molto tranquille nelle quali si vive molto bene. C'è bisogno soltanto di dare a queste comunità quell'input che permetta di farle uscire un po' fuori, diciamo, dall'isolamento, e in questo senso sicuramente le istituzioni sovracomunali possono essere d'aiuto e quindi possono venirci incontro. Questo è l'obiettivo che questa amministrazione si propone di raggiungere assieme a tanti altri obiettivi che sono di natura prettamente comunale.
I prodotti tipici del territorio saranno presentati al prefetto. Iniziamo a conoscere la realtà produttiva di alcuni imprenditori qui ad Alessandria. Buongiorno, sono Elena Cannata. La mia azienda si chiama Noro, proprio per la contrada che occupa. Noi siamo produttori da anni di origano e anche di zafferano. Il nostro origano è un origano di montagna, principalmente profumato, proprio per le caratteristiche che il territorio dà, sia per l'altitudine e quindi maggiore concentrazione di oli essenziali. È una bellissima pianta officinale e usiamo in tutti i nostri piatti. Così anche lo zafferano. Uno zafferano è una spezia, diciamo, magari dalle nostre parti non poco conosciuta, però in realtà è una spezia molto versatile e in più ha tanti principi nutritivi. È un antiossidante per eccellenza e quindi lo consiglio a tutti. E oggi ho portato anche una pasta aromatizzata allo zafferano. Buongiorno, mi chiamo Salvatore Barbiera, conditolare assieme a mio fratello Enzo di una piccola azienda agricola. Produciamo vino e olio, lavoriamo tutto presso la nostra azienda, vinifichiamo e confezioniamo e abbiamo diverse qualità importanti per quanto riguarda sia l'olio che il vino, perché abbiamo le uve di punta che sono il Nero d'Avola per la Sicilia e il Grillo, che sono i vitigni più importanti, più altre uve internazionali che diciamo, arricchiscono un po' il nostro panorama. Ok, conosciamo un altro? Salve, buongiorno, sono Antonino Espoto. Anche io, insieme ai miei fratelli, abbiamo un'azienda agricola qui in Alessandria della Rocca. Noi ci occupiamo di mandorle, olio extravergine d'oliva, poi abbiamo vitigni e qui oggi abbiamo esposto della frutta, tra cui le pesche. Che qui la pesca di Bivona, insomma, sì, immagino. E rientriamo pure nelle GP di Bivona, nel territorio di Bivona. Ecco, conosciamo anche altri due produttori? Buongiorno, sono l'azienda agricola Cusmano Rullo e noi produciamo olio, origano e pomodori. In particolare i pomodori abbastanza lottando sempre con queste temperature perché siamo nelle mani di... Questo è il famoso pizzutello per la provincia di Agrigento. Poi l'olio, abbiamo tante varietà, qua abbiamo una varietà autoctona della zona, solamente qua in zona, della Mortedara, che puntiamo a valorizzare questo prodotto e lottiamo per valorizzare. Andiamo, si va avanti, insomma, si va avanti. Conosciamo un altro produttore, gentilmente? No, sono Leonardo Persia, titolare dell'azienda agricola Leton Torino. Produciamo tanti prodotti, oggi ho voluto pubblicizzare e regalare al prefetto il miele e un burro vegetale di mandorla e solo mandorla da spalmare. Che tipo di miele? Il millefiori, quello che si fa nel territorio. Alessia Scaglione, i miei genitori hanno un caseificio, precisamente mia madre, Antonina Scaglione. Produciamo prodotti caseari, tra cui possiamo trovare formaggi di pecora, in particolar modo formaggio fresco, formaggio stagionato, caciotte fresche, caciocavallo e prodotti vari. Allora ci troviamo nel territorio di Alessandria della Rocca, però con sede precisamente a Santo Stefano Quisquina, nella cosiddetta zona contrada Noro. Possediamo molte pecore. Produttore e trasformatore. Io sono un legale rappresentante della Cugini Pendino. Io sono Pendino Gaetano e trasformiamo le mandorle della zona e anche tutta la provincia. Compriamo sia nel nostro prodotto e poi nei commercianti, nei produttori, altre mandorle le trasformiamo, le lavoriamo e le rivendiamo sia al minuto che all'ingrosso. Sentiamo l'ultimo produttore presente qui al comune di Alessandria della Rocca. Ecco, lei cosa produce? Mi chiamo Pecoraro Scania Benedetto, produciamo, sono titolare di un'azienda agricola, produciamo vini, farina, olio, mandorle e queste cose. Tutte. Come va l'attività al momento? Ma un pochettino non è così né così, né bene né male, diciamo così. Comunque si tira avanti di poco che c'è. E siamo a costruire questa azienda per vedere se potremmo ir avanti di queste cose.